Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, che forma e sa la nostra. Ma sì che ci siamo, eccoci, la prima puntata di Brescia in tavola, nuova edizione grazie alla collaborazione con il ristorante Nuovo Inizio in via Conicchio numero 45, ricette ben preparate, se andate là le gusterete che è una meraviglia. Si parte con uno spaghetto condito con pesto di sedano, il pesto di sedano, spaghetti al pesto di sedano, con questi ingredienti: foglie di sedano fresco, pecorino stagionato, noci sgusciate, olio extravergine di oliva e polvere di dado. Partiamo velocemente, dobbiamo lavare accuratamente le nostre foglie di sedano. E la gamba del sedano? Le dovremo asciugare. Quale gamba? L'acosto. L'acosto. Le foglie, qua servono le foglie perché il pesto deve uscire verde, bianco. Va bene. Dai, asciugheremo le nostre foglie di sedano e le metteremo in una bacinella di vetro. Aggiungeremo i restanti ingredienti in quantità può piacere, più pecorino, meno pecorino, più sale, meno sale. Aggiungeremo un poco alla volta l'olio extravergine di oliva e frulleremo il tutto con un frullatore ad immersione. Occhio, perché se usi quei frullatori poi sta attento che altrimenti ti inzozzi tutto, ti sporchi. Metterò la barella, siete che finite a sporcare. Cioè? La barella. Sembra cosa è la barella? No. Ma che bontà! Ho avvicinato la signorina Sidney mi deve aiutare perché Federica mi ha detto barelo. Ma secondo te, Sidney, che significa barelo in dialetto bresciano? Non ho la minima idea. Niente? Sì, effettivamente non è un nome italiano. No. Tu qualcosa in dialetto non lo capisci, non lo parli? Baita, a casa, pota. E poi le altre sono parolacce. Sì, più o meno. Vabbè, sì, tu che fai di bello nella vita? Dove vivi? Qua a Brescia, in giro, dove? Vivo a Bergamo, a Sarnico. E sono una studentessa. Sì, guarda, non ti abbiamo cacciato via perché quest'anno Brescia e Bergamo stanno ancora capitale della cultura, altrimenti avremmo già allontanato. Niente. Barelo, allora niente. Cosa vuol dire? Che ne so, mi aiuterà Federica, grazie, sì. Va bene, salutiamo Federica allora, che così ci spiega. Però tu io no, grazie. Ciao. Vedi che Sidney Ciao, di Bergamo Sidney di Bergamo. Di Bergamo la lasagna lì. Ciao, Bergen de Huro, Bergen de Hota. Da Huro de Hota non si sa. La Comunque, Sidney neppure lei sapeva cos'era la barelo. La bavaglia. La che bavaglia. era il PT, la bavaglia. Sono andata a piastre tutte. Niente, dai, basta. Allora, una volta frullato il nostro pesto al sedano con i nostri ingredienti, le noci anche senza gusci. No, poco che ti rompi il denti e solo il gheriglio si frulla tutto, gheriglio, vedi che pure io sono di barelo. Dai, cuoceremo in una... è quello che si mangia dalla noce. Il gheriglio si mangia? Sì, il guscio okay. pure, dai. Ok. Cuoceremo in una casseruola la pasta a nostra scelta. Io personalmente preferisco gli spaghetti, come lui, uno spaghetto. Chi? No, chi te l'ha chiesto? Loro lo volevano sapere, ho sentito. Sì. E la condiremo a freddo con il nostro pesto di sedano. Oh, buona, brava, cioè, non buona ricetta, Buona brava. e Tu bravi anche i titolari del ristorante Nuovo Inizio in via Conicchio 45 che vi aspettano, eppure noi vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao, alla prossima. Buon appetito all'Italia che fa così cosa, ma intanto va. Buon appetito all'Italia com'è. Non so com'è